Approvato il bilancio di previsione 2024-2026 dal Consiglio Comunale di Agrigento, il sindaco Miccichè apprezza il senso di responsabilità dei consiglieri comunali che hanno votato sì al documento. Denuncia del Codacons sulle scuole agrigentine all'inizio dell'anno scolastico. A Montevago è inaugurato una nuova scuola. Cambio di guardia al comando della Capitaneria di Porto Empedocle. Ad Antonio Ventriglia subentra Agazio Tedesco. La cerimonia il prossimo 13 venerdì. Nessuno stop alla caccia in Sicilia, lo ha deciso il TAR di Palermo, che respinge le richieste delle associazioni animaliste. La Procura di Palermo chiede la condanna dell'ex presidente della regione Crocetta e dell'armatore Morace. Crocetta avrebbe costruito un bando su misura in cambio di tangenti. Panoramica sulla prima giornata del campionato di Serie D, Girone I. E buongiorno col nostro appuntamento odierno di TV Notizie dell'11 settembre mercoledì. Il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026. Soddisfatto il sindaco Miccichè, il servizio. Il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026. Il sindaco Franco Miccichè apprezza il senso di responsabilità civile e politica testimoniato dal presidente del Consiglio Comunale Giovanni Civiltà e dai consiglieri comunali che hanno votato a favore del documento contabile. E spiega: l'aver approvato il bilancio di previsione in tempi ragionevoli, ovvero a settembre, seppure in ritardo ma ben in anticipo rispetto alle consuetudini del passato di approvazione di solito a fine dicembre, permette di programmare e pianificare l'azione amministrativa in modo razionale e proficuo, con meno affanno e incertezze. Ciò determina vantaggi soprattutto in riferimento all'avvento del 2025, anno in cui Agrigento sarà capitale italiana della cultura, perché sarà possibile da subito preventivare e garantire la copertura a tante iniziative, consolidando il percorso di rilancio e di sviluppo avviato. Il successivo passo sarà quello di accelerare i tempi per portare in aula il bilancio di previsione 2025-2027 nei tempi stabiliti dalla normativa. Ringrazio, conclude il sindaco Miccichè, l'assessore al bilancio Patrizia Lisci, il dirigente del settore dei servizi finanziari Mantione, il collegio dei revisori, per aver svolto il proprio ruolo con competenza e celerità. Il conseguimento del pareggio di bilancio per il periodo 24-26 è stato reso difficile dal quadro delle risorse finanziarie disponibili, che risulta carente rispetto alle necessità del territorio. Da segnalare, continua il sindaco, in particolare la previsione di una maggiore quota di recupero di disavanzo di amministrazione pari a 800.000 euro, da anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti negli anni precedenti per accelerare i tempi di pagamento dei debiti commerciali, l'introduzione a partire da quest'anno del concorso dei comuni a risanamento della finanza pubblica con un impegno di spesa a carico dello stesso comune di 300.000 euro l'anno. Nel corrente 2024, conclude il sindaco, l'ammortamento decennale del prestito sarà concluso, erogato dalla Regione per la copertura dei debiti della gestione dei rifiuti degli anni scorsi a cura della società d'ambito. Ciò consentirà di liberare nuove risorse a partire dal 2025 per un importo complessivo di circa 530.000 euro. Emergenza scuole ad Agrigento, carenza idrica e situazione igienico-sanitaria. Una nota stampa in merito da parte del Codacons di Agrigento, il servizio. Il Codacons di Agrigento segnala oggi le gravi problematiche che emergono nelle scuole materne elementari del nostro territorio, con ripercussioni dirette sulla salute e il benessere degli alunni. In particolare presso la scuola materna di Giovanni di Fontanelle si segnala la completa assenza di acqua corrente nei primi giorni di scuola, costringendo i bambini e il personale scolastico a utilizzare tovaglioli imbevuti per lavarsi, una situazione che evidenzia una grave carenza nei servizi di base, assolutamente inaccettabile per un'istituzione scolastica. Analoghi problemi si registrano presso la scuola elementare Senese,
Orzianeto e l'Istituto Comprensivo Quasimodo presso Manzoni, dove la situazione igienico-sanitaria si presenta estremamente critica. Un video realizzato dal presidente del Dipartimento regionale enti locali del Codacons di Rosa documenta lo stato di degrado nelle vicinanze degli istituti scolastici con erba alta, rifiuti e un contesto ambientale che ricorda situazioni da terzo mondo. È inammissibile che i bambini debbano affrontare condizioni così deplorevoli senza servizi igienici adeguati, con un ambiente circostante pericoloso e insalubre, dichiara Di Rosa. Le istituzioni comunali devono intervenire immediatamente per garantire lo standard minimo di decoro e sicurezza nelle scuole, soprattutto in un momento così delicato come l'inizio dell'anno scolastico. Il Codacons, pertanto, chiede un intervento urgente da parte del Comune di Agrigento per risolvere queste gravi criticità e per assicurare che le scuole del territorio rispettino le normative igienico-sanitarie, tutelando la salute dei bambini e del personale scolastico. Inizio di anno scolastico a Montevago, inaugurata la scuola Eleonora Gravina, riqualificata e migliorata. Sentiamo il sindaco La Rocca Ruvolo. Buon inizio di scuola ai bambini, buon inizio di anno scolastico 2024-2025, ringrazio la Preside per le belle parole, ringrazio tutti coloro che si sono succeduti in questo edificio per dare oggi la possibilità di entrare. Non voglio raccontare le traversie che abbiamo vissuto per poter fare in maniera adeguata i lavori. Oggi ho visto c'è qualcosa che ancora deve essere perfezionato e sistemato, sarà nostra cura provvedere, però, e mi rivolgo agli adulti presenti, credo che accade quello che accade per le case personali. A volte si dice se non entriamo e cominciamo non ci andremo mai in questa casa. Ecco, noi abbiamo avuto lo stesso spirito, intanto entriamo, è resa accessibile e consona per svolgere le lezioni. Tutto quello che c'è da fare mano a mano lo faremo. Per esempio la terza F, per chi andrà in questa classe, ho visto che non è stata adeguatamente pitturata, quindi rifaremo questa pittura. Ma c'è anche da dire che in questa scuola in questi anni, oltre ai lavori che hanno subito una serie di fermi perché stavamo arrivando in procura, e quindi non dico altro, con la ditta abbiamo avuto grossi problemi perché i lavori non ci sono piaciuti e li abbiamo fatti rifare. Voi direte, se il risultato è stato questo, bene, questo è il massimo che quella ditta poteva fare, il massimo che poteva fare, cosa che non abbiamo avuto per altre ditte che hanno fatto altri lavori all'interno del nostro comune. Questi sono stati veramente pecchevoli in tanti aspetti. La cosa che voglio poi, se c'è da fare altra scerbatura, pulitura eccetera, tenete conto che questa scuola più che all'interno ma all'esterno subirà ancora molte variazioni, perché cercheremo, e lo dico ai bambini, di rendere il più gradevole possibile l'accesso all'esterno. I bambini devono andare fuori, devono potersi muovere, giocare. Quindi vi metteremo dei canestri, abbiamo fatto un progetto per la vecchia mensa dove faremo una pagoda, dove potete andare a fare la colazione, la merenda, la ricreazione. Ci saranno dei lavori in corso e purtroppo quando ci sono dei lavori, i disagi ci sono, poi alla fine uno ha un percorso bello. La stessa cosa vale per la palestra, uno dei motivi per cui questa prima ha all'interno il giardino sporco, perché la palestra in questo momento è inaccessibile all'amministrazione in quanto ci sono i lavori in corso. Si completeranno entro dicembre in maniera tale che avrete la palestra ristrutturata, sistemata, e noi puliremo quello che c'è da pulire all'interno. Devo anche dire che negli anni si è accumulato un sacco di materiale, carissima Preside, da armadi arrugginiti a banchi, abbiamo smantellato un mondo, quindi tutto questo è stato fatto con amore, è stato fatto per dare il massimo della fruibilità ai ragazzi in primis, agli insegnanti che devono lavorare in ambienti sicuri, devono lavorare in maniera tranquilla. L'altro impegno che prendo oggi è quello che un po' abbiamo fatto con la scuola Marino, e apro una piccola poi parentesi per la Marino, in modo che chi ha bambini della materna sa qual è la roadmap di quell'altra parte. Alla Marino abbiamo tolto i condizionatori che c'erano nella vecchia scuola e li abbiamo rimontati nella nuova. Qui invece non ce n'erano.
non erano previsti nel contratto con la ditta, motivo per cui noi ora ci adopereremo a mettere i condizionatori nel momento di pausa, e mi auguro a Natale, nel periodo in cui la scuola è chiusa, compreremo subito i condizionatori per ogni ambiente e troverete poi al ritorno di Natale i condizionatori messi. Quindi cercheremo in tutti i modi di rendere accogliente e fruibile questo ambiente. Vi ringrazio di cuore intanto per la pazienza, per il fatto che siete stati un po' stipati nella scuola media. Oggi la Eleonora Gravina è la vostra scuola. Auguri ai bambini che iniziano alla prima, quindi iniziate in una scuola nuova. Auguri a tutti, buon anno scolastico, buon lavoro ai docenti, buon lavoro al personale amministrativo, ai genitori e a tutti. Grazie. Assessore Badini. È venerdì 13 settembre, passaggio di consegne tra il comandante Antonio Ventriglia, a cui subentra Agazio Tedesco, alla Capitaneria di Porto Empedocle e Servizio. Dopo 2 anni intensi di servizio in qualità di comandante del porto e capo del compartimento marittimo di Porto Empedocle, il capitano di fregata Antonio Ventriglia cederà il comando al capitano di fregata Agazio Tedesco per assumere un nuovo prestigioso incarico presso la direzione marittima dell'Emilia-Romagna. La cerimonia si terrà il prossimo venerdì 13 settembre alle ore 11 nel piazzale della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Porto Empedocle. Il compartimento marittimo di Porto Empedocle si estende per circa 150 km, abbracciando l'intera provincia di Agrigento con 12 comuni costieri ricadenti nell'area di giurisdizione. Il cambio di comando avverrà nel corso di una cerimonia solenne presieduta dal direttore marittimo della Sicilia occidentale, contrammiraglio Raffaele Macauda, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose del libero consorzio comunale. Ciò a conferma dell'importanza del ruolo della Capitaneria di Porto Empedocle, dello scalo di Porto Empedocle, particolarmente rilevante nell'ambito commerciale, ma anche nel settore della pesca e del trasporto passeggeri. Il nuovo comandante Agazio Tedesco, di anni 43, è di origine calabrese, era in servizio presso la Capitaneria di Porto di Vibo Valencia, dove ha svolto l'incarico di capo servizio operativo e comandante in seconda. Nessuno stop alla caccia in Sicilia, così ha deciso il TAR di Palermo, che ha emanato il decreto che respinge le richieste cautelari delle varie associazioni ambientaliste. Nessuno stop alla caccia in Sicilia, quanto deciso dal TAR di Palermo, che ha emanato il decreto che respinge le richieste cautelari delle associazioni ambientaliste e animaliste, la WWF Italia, Legambiente Sicilia, LIPU, EMBA, LNDC Animal Protection Animaliste, che nei giorni scorsi avevano impugnato il calendario venatorio 24-25 della regione siciliana, chiedendo al Tribunale amministrativo di sospendere la caccia già aperta lo scorso 1 settembre con un anticipo di 1 mese rispetto alla data suggerita dall'ISPRA. Per il presidente Passarelli di Napoli non sussistono allo Stato i presupposti di estrema gravità e urgenza per la concessione delle misure cautelari, per cui la stagione venatoria continuerà regolarmente almeno fino al 25 settembre prossimo, quando è stata fissata la Camera di Consiglio del TAR, nella quale si procederà alla trattazione collegiale del ricorso con un nuovo esame delle questioni sollevate. Le associazioni protezioniste avevano chiesto tra l'altro la sospensione immediata della stagione di caccia in relazione al conclamato stato di crisi di calamità naturale e di emergenza di rilievo nazionale scaturente dall'eccezionale situazione meteoclimatica, ambientale ed ecologica che ha colpito la Sicilia. Ma il TAR di Palermo ha ritenuto infondati i paventati rischi per la fauna selvatica derivanti dall'emergenza siccità. Secondo il vigente calendario, quindi in Sicilia si potrà cacciare solo il colombaccio. Seguirà domani una settimana di silenzio venatorio con la caccia chiusa fino a domenica 15 settembre, data di apertura generale della stagione venatoria che si concluderà il 30 gennaio del 2025. La Procura di Palermo ha chiesto la condanna di Rosario Crocetta, ex presidente della Regione, dell'armatore Ettore Morace
e dell'ex collaboratore di Crocetta Massimo Finocchiaro. Secondo l'accusa, la Regione avrebbe cucito un bando su misura in cambio di tangenti che avrebbe consentito alla compagnia Ustica Lines, poi diventata Liberty Line, di mantenere il monopolio nei collegamenti marittimi con le isole minori. La corrispondenza da Palermo. Per Rosario Crocetta, ex presidente della regione, è stata chiesta una condanna a 7 anni di carcere e 6 anni e mezzo ciascuno per gli altri 2 imputati, l'armatore Ettore Morace e l'ex collaboratore del governatore Massimo Finocchiaro. Un presunto giro di mazzette e regali, tra cui gioielli bulgari, Rolex, borse griffate e viaggi gratis su aliscafi e traghetti, per ottenere un bando mirato a consentire all'Austica Lines, diventata poi Liberty Lines, di proprietà degli armatori Morace, di ottenere una sorta di monopolio nei collegamenti marittimi per le isole minori. E questo è il nucleo dell'inchiesta Mare Nostrum, che nel 2017 portò al coinvolgimento di politici, compreso Crocetta, il suo ex collaboratore Massimo Finocchiaro, oggi assessore ai grandi eventi, allo sport e alle attività produttive della Giunta Comunale di Messina, e Morace. La procura ha chiesto anche una multa per la compagnia marittima di 400.000 euro. Infatti la ex Ustica Lines, secondo la ricostruzione dell'accusa, sarebbe riuscita ad ottenere compensazioni per corse mai effettuate per cause di forza maggiore, come le avverse condizioni meteo marine, di milioni di euro tra il 2008 e il 2014. Sempre con lo stesso fine sarebbe poi arrivata una proroga del servizio nel 2017, in cambio di un contributo elettorale di 5.000 euro circa, con cui Morace finanziò il movimento politico fondato da Crocetta Riparte Sicilia, affinché si implementasse il servizio di trasporto e fare arrivare così altro denaro pubblico alla società. Le presunte irregolarità erano state denunciate da alcuni dirigenti dell'assessorato regionale ai trasporti, in particolare da Dorotea Maria Piazza, che per questo avrebbe subito pesanti minacce dall'ex sindaco di Trapani Girolamo Fazio. Ad ottobre sarà la volta dei legali della difesa. E i Lions di Agrigento incontrano il sindaco Miccichè, il servizio. Il presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, Gaetano Salemi, unitamente al presidente della zona 26 del Lions Club International, professore Pira, i presidenti del club Ossi Chiaramonte e Zolfare, rappresentanti del club di Agrigento, hanno incontrato al Palazzo di Città il sindaco di Agrigento Miccichè. Il primo cittadino ha dialogato sui grandi temi della città e su Agrigento, capitale della cultura. Ringraziamo il sindaco, ha dichiarato il presidente della zona 26 Francesco Pira, interpretando il pensiero di tutti i presenti per il tempo che ci ha dedicato, come ci hanno indicato il nostro presidente internazionale Fabrizio Oliveira. Vogliamo lasciare l'impronta. L'idea, continua Pira, è quella di avviare una proficua collaborazione, mettendo a disposizione le competenze del Lions Club della zona 26 di progetti e interventi segnalati dall'amministrazione comunale. All'incontro era anche presente l'assessore alla cultura e al turismo Costantino Giulla, il presidente del club donato al sindaco il guidoncino dei 4 club, i presidenti del Lions Club della zona 26, dopo aver incontrato il vescovo Monsignor Alessandro Damiano e il sindaco Miccichè, incontreranno nei prossimi giorni il prefetto di Agrigento, dottor Filippo Romano. E prende il via oggi pomeriggio ad Agrigento, presso la sede del consultorio familiare del Viale della Vittoria, una nuova edizione del corso di sensibilizzazione e orientamento per le coppie aspiranti all'adozione, indetto dall'unità operativa complessa consultori familiari, diretta da Domenica Costa e condotto da Olga Milano, responsabile CVC e adozioni. Il corso si svolgerà nelle giornate del 10, 11 e 12 settembre ed è propedeutico al percorso di valutazione delle competenze genitoriali relative all'adozione richieste dal Tribunale per i minorenni. L'iniziativa è gratuita, rivolta a tutte le coppie del territorio e non provinciali che si stanno orientando rispetto alla scelta adottiva o che intendono o hanno già presentato istanza di adozione. E l'assessorato alle politiche sociali ha pubblicato l'avviso a sportello per il finanziamento del reddito di libertà da destinare alle donne vittime di violenza. A comunicarlo è l'onorevole Carmelo Pace. Destinatarie del finanziamento sono le donne senza reddito o con reddito non superiore alla soglia di povertà, già in carico ai vari centri antiviolenza o alle case di accoglienza a indirizzo segreto. Il reddito di libertà non potrà superare l'importo di euro 10.000. Le istanze potranno essere presentate dai comuni che intendono realizzare
un progetto che garantisca alle vittime una indipendenza economica e un'autonomia personale. E la Sicilia si conferma ancora l'isola delle tartarughe marine. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. Anche per quest'estate, che si avvia alla conclusione, la Sicilia si conferma l'isola delle tartarughe marine. Quest'estate sono ben 182 i nidi censiti in Sicilia, di cui 165 seguiti dal network Tartarughe Marine del WWF Italia, formato da esperti e volontari che hanno deciso di dedicare tempo ed energie nel monitoraggio dei lidi e nella difesa dei nidi dal disturbo antropico e dai predatori naturali, con l'obiettivo di portare più uova possibile alla schiusa e più piccoli di caretta caretta verso il mare. Il 70% delle nidificazioni sono nella costa orientale dell'isola, appena un nido a Messina e Caltanissetta, 10 a Trapani e Catania, 12 a Palermo, 41 a Ragusa, 82 a Siracusa, il 44%. I risultati sono ancora parziali, ma sono più di 6.000 le neonate emerse finora. Più di una decina sono infatti i nidi di schiusa di questi giorni, quasi tutti in provincia di Siracusa. Alcune nidificazioni sono state da record per quanto riguarda il numero di uova deposte. Nel ragusano una tartaruga ha deposto ben 143 uova. Il record di emersione spetta invece ad un nido a Reitania noto con ben 117 uova. L'aumento dei nidi lungo le coste italiane, sottolinea il WWF Italia, solleva la necessità di conciliare la loro presenza con le attività antropiche, richiedendo l'adozione di misure di conservazione adeguate da parte degli enti competenti. In particolare è fondamentale proteggere le spiagge, che si stanno confermando idonee alla nidificazione, resilienti agli impatti dei cambiamenti climatici. Per il WWF la Regione Sicilia dovrebbe mettere in campo una serie di prescrizioni ben definite per la regolamentazione dei tratti di spiaggia affidati ai lidi o ai comuni costieri, a cominciare dalla pulizia quotidiana con criteri poco invasivi, escludendo il più possibile l'utilizzo di mezzi meccanici. Fondamentale anche regolamentare luci e suoni in spiaggia che possono anche depistare le neonate. L'ultimo caso a Palmi, in Calabria, dove una sessantina di piccole sono state salvate mentre si dirigevano in direzione opposta al mare, attirate dalle luci artificiali. E l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Agrigento, presieduto da Salvatore Occhipinti, ieri a Palermo per la seconda edizione del tutoring per le attività professionalizzanti nel corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi di Palermo, che si è svolto presso l'aula Maurizio Ascoli del Policlinico Giaccone. Siamo lieti, ha affermato il presidente dell'Ordine Occhipinti, che il corso di laurea in infermieristica di Agrigento segni una continua crescita, risultato anche del lavoro svolto dal nostro ordine, che ha coinvolto diversi colleghi, oggi tutor degli studenti. La figura dell'infermiere è fondamentale per l'erogazione dell'assistenza sanitaria territoriale e ospedaliera. Oggi più che mai, considerata la carenza di infermieri, il corso di laurea in infermieristica assume una rilevante importanza. E ci sono 2 indagati per l'incendio dell'aeroporto dello scorso 16 luglio. La Procura di Catania ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Orazio Condorello e di Federica Caravello, entrambi l'accusa è di rogo colposo. Conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Catania per l'ingegnere procuratore speciale incaricato dalla SAC del rispetto degli adempimenti e delle norme antincendio Orazio Condorelli e all'amministratore unico e legale rappresentante dell'Italy Rent Car Federica Caravello. Entrambi sono accusati di rogo colposo in merito all'incendio che si è sviluppato la sera del 16 luglio dello scorso anno e divampò nell'aeroporto di Catania. Secondo la Procura, il rogo avrebbe avuto origine da una multipresa per le utenze elettriche difettosa presente nel box dell'agenzia di noleggio auto alla Terminal Arrivi, rogo che gli indagati, secondo le accuse, cagionavano o contribuivano a cagionare all'interno dei locali in uso all'agenzia di noleggio. Per la Procura, Condorelli avrebbe omesso di attivare una procedura organizzativa per la gestione della sicurezza antincendio adeguata alle dimensioni
dell'aerostazione in termini di superfici e numero di passeggeri. In particolare non prevedeva la presenza necessaria e continuativa di un numero minimo di operatori antincendio, né prevedeva che gli stessi presidiassero ogni zona o maxi zona dell'aeroporto, tanto che la sera dell'incendio erano presenti in tutto il terminal solo 4 operatori. Per i magistrati la loro presenza avrebbe consentito di giungere nell'immediatezza sul posto e spegnere l'incendio. A Caravello è contestato di aver omesso di fornire alla dipendente presente la necessaria formazione obbligatoria in materia di sicurezza antincendio. L'indagata avrebbe però dichiarato falsamente che la dipendente avesse ricevuta apposita formazione. La Grande Brera al Palazzo Reale di Palermo, la seduzione del classico in mostra. Il servizio da Palermo. Sì, è una sinergia che è stata colta durante una delle tante mostre che abbiamo fatto qui in assemblea al Palazzo Reale, e abbiamo l'opportunità dopo oltre un secolo, 122 anni, di poter far uscire queste opere dalla Pinacoteca di Brera e portarle qui nel nostro Palazzo Reale. Abbiamo trovato diverse opzioni per poter far sì che queste opere possano essere valorizzate e soprattutto non rappresentare un extra costo per i visitatori, quindi saranno incluse nel prezzo del biglietto, ma abbiamo anche pensato a coloro i quali hanno già visitato il palazzo e vorranno vedere soltanto questo genere di opere. Permettetemi di dire che 3,50 €, che è il biglietto che pagheranno coloro i quali vorranno vedere soltanto il prezzo rivolto a coloro i quali hanno già visto il palazzo e vorranno vedere soltanto queste opere, per Canova, Pandiani, Magni e Spertini diciamo è un prezzo veramente accessibile, perché noi crediamo che bisogna avvicinarsi sempre di più e far sì che si possano avvicinare alle persone, e quindi abbiamo cercato anche di mettere prima la possibilità piuttosto che applicare un prezzo troppo esoso. Ringrazio tantissimo Angelo Crespi, che è il direttore della Pinacoteca di Brera, il sottosegretario Mazzi, che oggi è venuto, ha presenziato e ha portato un grandissimo contributo, e ci auguriamo anche che ci possano essere altre sinergie, perché riteniamo che la Fondazione Federico II, con quasi 1 milione di visitatori, possa raggiungere degli obiettivi sempre migliori, e pertanto lavoreremo in maniera assidua per portare sempre più in alto il nome della Fondazione Federico II. Sì, così come detto in conferenza stampa, abbiamo riprodotto un'opera della Vestale di Canova con una scala 1:1 per i non vedenti, gli ipovedenti, che potranno chiaramente apprezzarla in maniera assolutamente differente. Ha detto bene il ministro, il sottosegretario, scusatemi, non tanto un'inclusione ma una valorizzazione del nostro patrimonio, delle nostre opere. Tra le altre cose, questa Presidenza vorrà fare dei progetti di inclusione, quindi nei periodi di massima affluenza ci saranno dei progetti che saranno rivolti a dei ragazzi speciali che vorremmo coinvolgere per quantomeno i periodi estivi, e cercare veramente di includere anche loro all'interno della Fondazione Federico II. Sì, è molto importante, perché per la nostra nazione è importante valorizzare il patrimonio culturale. Questo è un esempio virtuoso proprio di valorizzazione, che mette in relazione 2 istituzioni importantissime, 2 territori importantissimi. Queste opere non uscivano da Milano da più di 100 anni e arrivano in Sicilia, e per noi del Ministero è un motivo di grande soddisfazione. La strategia è quella di avviare una procedura che gradualmente possa permettere di esporre sempre di più questi beni culturali, perché l'Italia è una superpotenza culturale. Io ricordo sempre che siamo il paese che ha più siti al mondo che sono patrimonio dell'UNESCO, tra l'altro anche il Palazzo Reale di Palermo è patrimonio dell'UNESCO. Siamo davanti alla Cina, che è 30 volte più grande dell'Italia, e abbiamo un patrimonio culturale straordinario, addirittura meno del 20% è quello che è esposto. È un lavoro duro, perché poi tutti questi beni culturali in realtà sono tutti catalogati, quindi sono conservati. Il problema è che poi il passaggio dal deposito all'esposizione è un passaggio che implica tutta una serie di procedure sulle quali bisogna lavorare, ma che è nostra intenzione avviare. Sì, abbiamo un accordo in essere. Ci tengo che il nuovo progetto, che sarà denominato Grande Brera,
possa avere degli interlocutori altrettanto prestigiosi come nel caso della Fondazione Federico II, perché noi vorremmo davvero far capire a tutti gli italiani, anche in tournée, qual è l'importanza della Pinacoteca e del complesso di Brera e del nuovo palazzo che verrà aperto il 7 dicembre, Palazzo Citterio, dopo 52 anni. Ci piacerebbe perché non vi nascondo che qui stiamo parlando di uno dei luoghi magnifici da cui promana bellezza eterna, e dicevo prima con un senso di identità forte, e quindi ci piacerebbe fare qualcosa che possa essere un'ospitalità nostra di beni culturali ovviamente disponibili in Sicilia. Ma innanzitutto un atto, secondo me, è un progetto di valorizzazione. Sono poche sculture che determinano la possibilità del turista o anche del cittadino di rivedere un proprio bene culturale, come il Palazzo e la Cappella Palatina, illuminati da altre opere di altrettanta bellezza di epoche diverse. Questo si fa spesso anche con l'arte contemporanea, noi lo facciamo in questo momento con delle sculture incredibili del neoclassicismo lombardo, ma è il motivo principale, cioè ridare luce ai beni culturali attraverso piccole operazioni ma importanti di valorizzazione. Linea alla regia per la pubblicità. 4 episodi delle stesse modalità nell'arco di poco più di 2 settimane tra Agrigento e la vicina Porto Empedocle, 13 pistolettate in 2 raid nell'arco di 4 giorni di distanza dall'uno dall'altro in via Leonardo Sciascia a Porto Empedocle, contro la finestra e il prospetto dell'abitazione di un 46enne empedoclino. Nel mezzo i 4 colpi che hanno crivellato la macchina di un'insegnante agrigentina per errore parcheggiata a pochi passi dalla zona semaforica lungo la statale 115. Ieri notte non 5 ma almeno 9 colpi di pistola contro il portone d'ingresso di una palazzina con appartamenti quasi tutti abitati in via Alessio di Giovanna a Fontanelle di Agrigento. Il sospetto è che tutte le azioni criminali possono essere collegati fra loro, ci sarebbe anche un filo conduttore che li unisce. A indagare sugli ultimi spari sono i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento, mentre per gli altri 3 episodi di Porto Empedocle i poliziotti del commissariato cittadino e la squadra mobile coordinati dalla Procura della Repubblica. A Fontanelle l'obiettivo del messaggio intimidatorio sarebbe stato uno dei residenti del palazzo. Incontro tra la Madonna e gli ambasciatori messinesi, reinterpretata dall'artista messinese Gianfranco Di Natale. La corrispondenza da Messina. Quando vado dal fotografo per farmi fare le litografie, capita che magari vedo altre cose e mi è capitato questo, di vedere quest'opera qua, che risale circa al 1800. Allora, questa immagine mi è rimasta impressa. E ho pensato come artista messinese di farne una mia versione, anche perché il simbolo della nostra città nasce da questo evento. Quindi poi ne ho parlato con un amico mio fotografo, perché io faccio ritratti tramite le fotografie, e lui mi diede l'idea di andare in questa struttura che è la chiesa di San Tommaso il Vecchio, che è circa del 1500. Quindi sono andato lì, ho visionato più o meno la location, poi ho formato un'equipe, siamo andati insieme, il fotografo ha fatto delle foto e dalle foto abbiamo scelto la migliore per fare questo ritratto. In quest'opera potete notare dei particolari che in altre opere non ci sono, tipo la presenza della colomba dello Spirito Santo, la presenza dell'autore e l'acronimo che si trova a destra, che è il simbolo del cristianesimo. Inoltre c'è anche da dire che San Paolo è qui in quest'opera è senza la spada, perché ho tolto tutto quello che può rappresentare la violenza. Se uno teme il giudizio non fa mai, e poi sappiamo che spesso i giudizi sono divisi. Per me interessava fare quello che sentivo e poi ci sta che ognuno poi esprima la sua opinione. Io lavoro con matite, pastelli secchi e stasera ci sarà la presentazione
dell'originale al Duomo. Alle ore 19:30 alla Basilica Cattedrale ci sarà proprio la presentazione di quest'opera. Poi per chi volesse ci appoggiamo qua al Fellini, dove l'opera sarà spostata. Io ho fatto delle copie in diverse misure, per chi le vuole le copie sono a disposizione. Giuseppe Fiorello e Fabrizio Corsaro. Descriviamo questo personaggio, questo giornalista di cronaca nera. Un giornalista di cronaca nera, siamo a Palermo, nasce a Palermo, vive a Palermo e lavora in un giornale di Palermo, si occupa di cronaca nera. Mi sembra di aver capito che è un uomo, è un giornalista che ha fiuto, ha talento, però insomma non è spinto, diciamo, da una certa energia. Magari si sveglia un po' tardi, ama la vita notturna, ama le donne, non vuole una stabilità affettiva rispetto al fratello che invece ha una vita decisamente più netta, più posata, con i piedi per terra. E mentre si svolgeranno le varie detection per risolvere i casi di puntata, tra questi c'è anche la morte misteriosa del padre. La storia è molto bella perché in ogni puntata il pubblico si può affezionare da una parte alla storia e quindi rimanere intrigati nel classico meccanismo del giallo, ma dall'altra seguire le vite di questi personaggi, Fabrizio e Roberto, e di tutto il mondo che li circonda, a partire dalle loro mogli. Mia moglie è Rica Pintore, e Roberta Rigano invece è questa amica e compagna di Fabrizio, poi c'è Katia Greco che ne diventerà la fidanzata, poi c'è Lorena Cacciatore che è la mia socia di studio, e tutti questi personaggi hanno una vita che portano avanti, e quindi c'è, come si suol dire, una storia di puntata, ma una storia poi che ci accompagna per tutti gli episodi della serie. A parte i personaggi, adesso descriviamo Palermo. Sì, Palermo è un personaggio nella serie, anche Palermo. Noi la serie l'abbiamo girata tutta qui, interni ed esterni, e quindi la città respira con noi, non solo ci regala la sua bellezza immensa e la sua luce del cielo, ci regala anche le facce, tutte le persone che compaiono nel film, tutte le comparse, anche i ruoli minori sono moltissimi palermitani, ci regala il suo umore, perché poi una città regala alla troupe una gioia. Tutta la troupe è stata benissimo qua, tutti erano molto felici di lavorare, e quindi una città ti dà anche la sua energia, la sua atmosfera. I romanzi sono nati tanti anni fa. Il primo è stato pubblicato nel 2005, ma l'avevo scritto qualche anno prima. È nato per la mia passione di lettore di gialli. Io sono appassionato del genere, mi piacevano, ho detto mi piacerebbe provare. E così è nata l'idea dei due fratelli, e certo non pensavo all'epoca che dopo 20 anni insomma saremmo stati ancora qua, addirittura a vedere poi un film, una serie, con attori così bravi, e veramente molto belli. Due protagonisti siciliani, non a caso, perché li ha scelti? I romanzi di Salvo Toscano erano molto chiari, e in particolare raccontavano Palermo, non solo la Sicilia ma proprio la città. E per cui la scelta è ricaduta su due attori siciliani che insomma sono l'eccellenza di questa città, e in particolare poi Paolo è proprio di Palermo, mentre Beppe è più diciamo dall'altra parte, però insomma si sono entrambi aiutati e calati nella parte. E vediamo ora una panoramica dei gol relativi alla prima giornata del campionato di Serie D, Girone E, curata da Wii Sport. Archiviati i primi 180 minuti di Coppa Italia, consueto apripista tra agosto e settembre, scocca l'ora del campionato, primi punti in palio e primo scivolone, inatteso secondo pronostico, del Siracusa, che cade al guido di Ippolito di Lamezia Terme, sconfitto dal Sambiase che massimizza la rete dagli 11 metri di Zerbo. Serve un rigore assai discutibile alla Regina per battere a domicilio la Nuova Virtus. Un gol per parte nella prima frazione di gioco, con gli Amaranto in vantaggio con la rete di Antonino Ragusa, a cui replica di piedi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Arriva in piena zona Cesarini il gol di Ragusa dagli 11 metri che vale i primi 3 punti in cassaforte per l'11 di Rosario Pergolizzi. Ben più rotondo e netto il successo della Scafatese, altra nobile accreditata al salto di categoria, che batte la Ciriale per 4-0. Ad aprire le danze su calcio di rigore Ciro Foggia,
Granata, che hanno l'opportunità per rimettere il match sui binari dell'equilibrio, ma falliscono con Marchionni che si fa ipnotizzare da Becchi. Conto chiuso già nel primo tempo con le reti di uno scatenato Foggia, autore di una tripletta. Nel secondo tempo arriva la firma di Albadoro con una pregevole rete acrobatica. Pari e patta al Marco Tomaselli di Caltanissetta tra Nissa e Vibonese, calabresi avanti con Alagna, biancoscudati che acciuffano il pari nel recupero con l'incornata dell'ex Licata Rotulo. Medesimo punteggio di parità tra Ragusa e Città di Sant'Agata. Rete Iblea in apertura di Egiachi, ci pensa Bove con una giocata solitaria a fissare il punteggio sull'1-1. Senza reti l'altro derby siciliano tra Castrum Favara ed Enna, con i gialloverdi che avanti di un uomo si infrangono sui legni di Barile e Baglione. Blitz del Paternò in casa del Pompei, uno dei due successi esterni di giornata che porta la firma di Guida. Inizia con un sorriso il campionato dell'Ocri, 2 le reti entrambe nella ripresa di Reis e Zucco che stendono i giganti agrigentini. Scoppiettante pareggio con 2 reti per parte tra San Cataldese e Licata, giallo-blu avanti con la rete di Bonanno, San Cataldese che reagisce con l'ex di turno Cappello e Tutino. Ci pensa ancora Tommaso Bonanno a siglare la sua prima doppietta e siglare il risultato sul definitivo 2-2. La prima Call Collection si chiude qui, 19 le reti messe a segno, appuntamento a lunedì prossimo per una nuova incursione nel girone più a sud del massimo campionato dilettantistico. Bene, questo è tutto per il notiziario di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre potete visionare i nostri servizi sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.